entrando nel vivo della serata, do il benvenuto a tutti i presenti naturalmente. Ho piacere di ringraziare per la presenza e dare il benvenuto al colonnello Giovanni Spirito, comandante della Scuola Allievi Carabinieri di Torino, ai vari consiglieri della Fondazione Vittorio Bersezio, ma prima di tutto al presidente, a cui passerò tra pochissimo la parola, l'avvocato Mario Napoli, che è il presidente della Fondazione Vittorio Bersezio, il segretario generale, non so se si chiama segretario generale o direttore, ho detto bene, perfetto, perché ognuno ha un po' le sue, il dottor Cesare Chiesa, e poi so che ci sono i consiglieri Dario Disegni e Giorgio Ferrino. Il dottor Ferrino, che conosco, che è anche un socio del Centro Studi Piemontesi, quindi ma proprio per questo interesse comune non è la prima volta che facciamo un'attività insieme, Centro Studi Piemontesi e Fondazione Vittorio Bersezio, cosa che ci fa ovviamente molto piacere. Al tavolo per questa serata d'incontro, che sarà per vedere un video che è già stato presentato in anteprima, se non ricordo male, al Museo Nazionale di Risorgimento, un video, La vittoriosa sconfitta, Costantino Nigre, la rassegna di Novara, proprio un docufilm prodotto dalla Fondazione Vittorio Bersezio. Con il presidente e il segretario generale interverranno il regista, che è Michele Burgai, e Mario Brusa, protagonista in voce, e anche lui è direttore artistico. È direttore artistico e devo dire Mario Brusa, anche lui grande amico del Centro Studi Piemontesi. Come no? Da anni e anni organizziamo manifestazioni. Quindi è con piacere che siamo uniti, facciamo sinergia con la Fondazione Vittorio Bersezio. Io porto il saluto del presidente del Centro Studi Piemontesi, Lodovico Passarend-Entrev, ma non escludo che, se riesce, passerà a portare in viva voce il suo saluto. E do la parola al presidente della Fondazione Vittorio Bersezio, l'avvocato Mario Napoli. Prego. Devo alzarmi o posso? Come vuoi. Ma se mi permettete rimango seduto. Allora, io innanzitutto vi ringrazio molto di questo invito, di avere la possibilità di presentare questo nostro lavoro. La presenza di Gianni Oliva mi aveva esonerato da entrare nel merito dell'argomento, anche perché avrei dovuto fingere di sapere molte cose di una pagina piemontese che invece non so, ecco. Credo che però l'assenza sarà tuttavia colmata da un video che verrà proiettato e che quindi toccherà i temi più squisitamente storici. Io pertanto porterei i saluti a voi della Fondazione Bersezio e, come ho detto al Museo del Risorgimento, le tante volte in cui ho dovuto portare dei saluti mi hanno dato due insegnamenti fondamentali. Il primo, che i saluti sono tanto più graditi quanto più son brevi. E la seconda insegnamento al quale mi atterrò scrupolosamente è proprio: chi porta i saluti non deve entrare nell'argomento, perché nell'argomento l'argomento viene trattato da chi effettivamente è competente. Però lasciatemi dire due parole sulla Fondazione Bersezio. Qui ci sono anche i miei amici del Consiglio. Beh, la Fondazione Bersezio sta per compiere 30 anni, perché è stata fondata, costituita nel 93 dall'avvocato Cozzolino, proprio per ricordare questo suo avo illustre. E la fondazione ha due scopi molto diversi in fondo fra di loro, perché uno è di, come posso dire, carattere filantropico, nel senso che ha come finalità quella di aiutare gli anziani in difficoltà economica.
E noi che cosa abbiamo fatto se non un accordo con Specchio dei Tempi, grazie soprattutto a Dario Disegni che si è fatto un po' da tramite. E quindi noi Passerelle d'Antrèves ce lo troviamo sia per la parte storica, pensavamo di incontrarlo oggi, ma ce lo troviamo come presidente, mi pare di capire, di Specchio dei Tempi, che è il nostro strumento attraverso il quale adempiamo a questo primo scopo. Poi c'è anche, devo dire, un marginale aiuto agli animali domestici maltrattati, ma l'aspetto poi più rilevante, quindi la seconda colonna su cui si basa la nostra attività, è quella invece di valorizzare la figura di Vittorio Bersezio e anche, diciamo, di ripensare al suo secolo. E allora anche il docufilm che vedrete questa sera si colloca all'interno di questa seconda finalità, perché noi abbiamo in fondazione avuto già un progetto, lasciatemi dire, ben più ampio, che è il secolo di Bersezio, nel quale ci sono già stati parecchi lavori, c'è stato il canto degli italiani, c'è stato Voci e Volte del Parlamento subalpino. Poi c'è stato anche recentemente questo A spasso coi fantasmi, che forse non ricordo, ma l'abbiamo presentato anche qui, meno male, perché è secondo me un bel lavoro che abbiamo fatto con lo scrittore Culicchia, ed è proprio un viaggio in questa nostra Torino dell'Ottocento. Io poi lo dico che mi chiamo Napoli e sono nato a Buenos Aires, quindi proprio più a sud di me credo che non ci sia nessuno, però sono molto affezionato a questa città. E anche l'opera della quale poi strettamente farà parte questo film che questa sera vi presentiamo è proprio sui torinesi santi e dannati, ed è affidata complessivamente alla cura di Gianni Oliva e poi naturalmente del regista che oggi vedete, e che tratta proprio gli uomini della nostra città, sia quelli del Risorgimento, ma tratterà anche gli uomini della mala di questo secolo, gli uomini della carità, perché in fondo la nostra città si è sempre caratterizzata per queste figure importanti. E allora, se però mi consentite una parola personale, vi devo dire che io ho sempre avuto una simpatia per questo re Carlo Alberto. Non so dirvi perché, però questa figura alta, un po' triste, in fondo sconfitto, ma che vive un periodo non tanto facile, diciamolo, perché dopo i moti del 21 e poi nel 31 si trova a ereditare questa situazione non proprio esemplare, il 48, l'inizio della guerra di indipendenza, e poi questa sconfitta e questo suo ritirarsi in Portogallo e per poi morire sostanzialmente pochi mesi dopo. Ecco, una figura che tutto sommato mi è sempre stata molto simpatica, e l'operazione che ho trovato particolarmente riuscita è stata quella di accostarla a Costantino Nigra, che invece è una figura, se volete, molto brillante, molto di successo, ma non solo come ambasciatore, come politico, ma come critico letterario, come scrittore, come raccoglitore dei canti piemontesi. Insomma, posso dire anche come credo, un Don Giovanni da quello che si legge nelle cronache. Uomo bellissimo, almeno tale ce lo riportano le sue riproduzioni. Ebbene, accostare questi due personaggi, questo re scheletro gigante, lo definisce il Nigra nel suo poema, e Costantino Nigra, credo che sia stata un'operazione molto, molto brillante. Beh, forse non è stato un esempio di coerenza e anche di risolutezza, però, ripeto, io credo che letta oggi quella storia non era un periodo così facile, non era una sinecura, ecco, anche per
per un re. Bene, io qui mi fermerei, quindi io ringrazio naturalmente il Centro di Studi Piemontesi, ringrazio il professor Oliva, anche se lo vedremo solo in filmato, però vorrei non dimenticarmi due soggetti che devo ringraziare molto importanti. Uno è il nostro Cesare Chiesa, che è veramente il braccio armato della nostra produzione, è la persona che più si dedica alla nostra fondazione. E l'altro però credo doverosamente devo ringraziare il Museo del Risorgimento, perché molto del materiale che è stato raccolto, che ha portato alla creazione di questo breve filmato, arriva dal nostro sempre amato, almeno per me, Museo del Risorgimento. E l'ultimo ringraziamento naturalmente lo faccio a tutti voi che siete questa sera presenti. Grazie. Do la parola a Cesare Chiesa, che così... Io faccio solo da piccolo legame con i colpevoli di questa avventura, cioè diciamo, l'autore, lo storico Gianni Oliva, il regista, e Mario Brusa come voce narrante, ma anche come direttore artistico di questo filmato. Ecco, l'unica cosa che volevo segnalare, che però in parte è già stata anticipata dal Presidente, è che questo nostro progetto di raccontare questa Torino ottocentesca, capitale d'Italia, perciò con i lati positivi e negativi, è diciamo così, un progetto che noi abbiamo tentato di rendere interessante e divertente, cioè non abbiamo curato solo l'aspetto storico, ma anche l'aspetto di presentazione. Questo perché? Perché io mi rifaccio sempre a un vecchio discorso che Alessandro Dumas, voi lo conoscete tutti come autore dei Tre Moschettieri, eccetera, ma anche di libri storici, per esempio il libro del Paggio del Duca di Savoia racconta il periodo della storia dei Savoia intorno alla battaglia di San Quintino, per cui diciamo così aveva anche delle qualità storiche molto interessanti, che diceva sempre una cosa: la storia è bella, però per essere bella deve essere raccontata in modo divertente. Troppo cattedratico. Allora lo sforzo che noi facciamo, infatti questo ve l'anticipo perché vedrete questo filmato un pochettino diverso dai filmati che vi potreste aspettare, abbiamo giocato su aspetti di animazione, cose del genere, per cui stiamo cercando di rendere questa cosa divertente, e così anche nei passi successivi che il Presidente vi ha anticipato di altri personaggi torinesi, continueremo su questo tipo di filone. A questo punto io passerei la parola come dicevo, ai colpevoli. Partiamo con il video di Gianni. Ai dannati. Buonasera a tutti gli amici del Centro Studi Piemontesi. Il video che sarà presentato adesso riguarda la Rassegna di Novara, cioè quella bellissima poesia scritta da Costantino Nigra nel 1861. Di che cosa si tratti, quali siano i messaggi della poesia, lo vedrete nel video. Una considerazione introduttiva però. Quando Costantino Nigra scrive questo Carme, l'Italia è fatta da qualche giorno, da qualche settimana. 17 marzo, Vittorio Emanuele II, re d'Italia. Però sono da fare gli italiani, e come indicava Massimo D'Azeglio, il primo compito è creare dei cittadini con un forte spirito e un forte senso della moralità. Per farlo bisognava ricostruire innanzitutto una storia comune, perché ciò che fa una nazione non è soltanto la lingua, non sono soltanto le tradizioni, è anche e soprattutto il rispecchiarsi in una storia comune. Ma ahimè l'Italia una storia comune non ce l'aveva, perché le varie parti della penisola, dall'impero romano in poi, hanno avuto delle vicende completamente differenti. C'è stata un'epoca di grande frammentazione, quella delle invasioni barbariche. Nessun popolo barbarico ha conquistato tutta la penisola. C'è stata l'epoca delle frammentazioni comunali, Pisa contro Firenze, Milano contro Bologna, Vercelli contro Asti. Poi c'è stata la stagione delle signorie dei principati, cioè stati che avevano le dimensioni di una provincia o di una regione. Poi c'è stata l'epoca buia delle invasioni straniere, il 600 e il 700, ma nessun popolo straniero, né i francesi, né gli austriaci, né gli spagnoli hanno occupato tutta la penisola.
perché qui nel nord-ovest siamo rimasti indipendenti come Ducato di Savoia e poi come Regno di Sardegna, nel nord-est c'è stata fino al Trattato di Campoformio del 1797 l'indipendenza della Repubblica di Venezia, e soprattutto nel centro dell'Italia c'è stata l'indipendenza dello Stato Pontificio. Quando per contingenze internazionali favorevoli tutte questi vari pezzetti d'Italia si riuniscono in un unico regno, è chiaro che bisogna costruire una identità nazionale a partire dalla storia. Ora, l'unico elemento storico al quale si poteva fare riferimento era la Casa Savoia, e cioè la casa che aveva unificato il paese, fatta e presentata come una dinastia di re guerrieri che da sempre avevano pensato all'unità nazionale, anche se è una forzatura ovviamente, e per costruire questa immagine personaggi come Costantino Nigra o più umili compilatori di sussidiarie delle scuole elementari o intellettuali di vario livello hanno operato a partire dal 1861 sino alla Grande Guerra. Ecco, l'Italia liberale, quella che va dal 61 alla Grande Guerra, è la stagione nella quale si costruisce una identità nazionale, che poi durante il 15-18 diventerà coesione di tutte le classi sociali all'interno di quel grande, tragico, drammatico, ma fondamentale percorso che è stata la partecipazione della guerra. 5.200.000 uomini mobilitati, tra il 15 e il 18 non c'è stata famiglia, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, che non sia stata coinvolta direttamente nella guerra. E quello ha in qualche modo raccolto e cementato quei propositi e quelle indicazioni identitarie che nel 1861 si erano inaugurate proprio con la rassegna di Novara di Costantino Nigra. Buona visione, ciao a tutti. Mario, se vuoi... Brevemente, grazie. Grazie a tutti. È solo la motivazione che mi ha mosso a fare questa proposta a Cesare Chiesa, che mi ha seguito, nasce dalla mia frequentazione del Canavese, perché uno stabilimento che si chiamava, adesso non c'è più, che si chiamava Telecittà, era sorto grazie al papà di Michele, Leandro Burgai, e ci eravamo spostati a lavorare in questo stabilimento a San Giusto Canavese, e quindi ho conosciuto meglio il tessuto, prima il tessuto culturale anche, prima con Gozzano, grazie a Gianfranco Tappero, che era un estimatore di Gozzano, e poi il Tappero stesso era un grande sostenitore di Costantino Nigra, e il fatto che andassimo spesso a mangiare a Castellamonte ai Tre Re ci ha portato a conoscere questo volume pubblicato da De Marchi su Costantino Nigra, che è stata un po' la mossa e che mi ha portato a conoscere l'aspetto poetico di Costantino Nigra attraverso questo libro, attraverso la salvaguardia delle canzoni piemontesi che lui aveva raccolto. Si è introdotto in questo discorso Favero, e il tutto ha fatto sì che nascesse un grande interesse ulteriore. Poi i casi della vita, il destino, vedo uno sceneggiato televisivo che si intitola, che vi raccomando di vedere perché le teche ormai le teche Rai hanno di tutto, e c'è questo romanticismo che è la storia di Costantino Nigra in un bianco e nero meraviglioso con un audio perfetto che vi consiglio di vedere, perché era come si recitava una volta negli sceneggiati televisivi. È difficile adesso ritrovare quel tipo di recitazione. Poi era la fine degli anni 50, molte voci del teatro erano inserite in questa produzione, molte voci del nascente doppiaggio erano presenti, quindi si dà un volto anche a delle voci famose, e lo sceneggiato era molto bello, quindi la frequentazione, tutte queste cose mi ha portato a questa poesia che è molto difficile, non è semplice, sono endecasillabi belli e complicati, adesso li sentirete, che è una prova d'attore notevole, che mi ha sollecitato ancora di più a dire facciamo questa cosa, dovrebbe anche costare poco, ho detto, perché poi non è stato così, perché la divulgazione della poesia, perché la poesia, se ben recepita e se ben fornita, ha un servizio pastorale che dà più vita alla vita, dà più sostegno a chi difficilmente si metterebbe a leggere questa poesia, che, come invece dirà Oliva nella sua presentazione, veniva proposta nelle scuole ed è stata tradotta in molte lingue europee, anche in russo.
pensate. E quindi questo cimento con una poesia così difficile, avremmo potuto scegliere Manzoni il 5 maggio, però ci sarebbe entrato poco con il nostro discorso dei torinesi, dei piemontesi, del Risorgimento. Questa proposta è stata accettata e io devo dire grazie alla Fondazione, a Cesare Chiesa in primis, che l'ha recepita bene e man mano si è trasformata in una operazione che adesso vedrete. Ho finito, grazie. Fatto saluto e do il benvenuto anche al presidente del Centro Studi Costantino Nigra di Castellamonte, l'avvocato Macocco, grazie di essere presente. Grazie a lei. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti, molte grazie di essere qua, mi fa molto piacere vedere questa... Regista, Sì. Che io mi sono dimenticato naturalmente di ringraziare, perché i ringraziamenti sono la cosa più terribile. Naturalmente un grandissimo grazie va al regista, perché voi vedrete poi che opera è riuscito a realizzare. Mi hai rubato il mio inizio, perché volevo dire che se i saluti sono noiosi in queste occasioni, i ringraziamenti proprio distruggono. Però io devo ringraziare delle persone. Allora, prima di tutto devo ringraziare voi della Fondazione Bersezio, perché decidere di rischiare di veicolare la cultura con quello che adesso vedrete, grafica 3D, un linguaggio molto particolare, suoni, è stata per me una sfida. Però anche per voi accettarla. Io lavoro da tanti anni nella videocomunicazione e in genere la comunicazione video è incanalata in delle strade e uscire è difficile. Dal video istituzionale di un'azienda al video ho lavorato per l'Unicredit di Milano, è molto difficile perché si ha paura che se esco dal binario o non vengo ascoltato o faccio qualcosa di troppo trasgressivo. Quindi abbiamo deciso di fare qualcosa di trasgressivo con voi. Quindi devo proprio ringraziarvi di avermi anche lasciato a me e Mario Brusa una certa licenza poetica di linguaggio. Però a voi il giudizio dopo, anzi avrei personalmente piacere di ricevere delle critiche o alla fine delle domande se questi metodi possono funzionare per aiutare una cultura. Io sono appassionato di storia fin dall'adolescenza. Il mio libro di storia della maturità non aveva una fotografia, una cartina, era pieno di date, battaglie e re. Hanno ucciso la voglia di storia nei ragazzi per intere generazioni. Mi permetto di fare questa accusa e ci hanno aiutato ad amare la storia, i film, un film come Il Gladiatore ci ha aiutato ad amare i romani, un film come Dunkirk di Christopher Nolan ci fa ricordare una battaglia che era una riga nel mio libro del liceo, e un film come Novecento di Bertolucci ci ha fatto comprendere 50 anni di storia del socialismo, del fascismo, molto di più di tanti numeri e date. Diceva giustamente Cesare, raccontare la storia in modo divertente. Ti faccio una piccola variante, non solo divertente, appassionante, emotivo, e date e numeri, senza neanche la figura, un disegno. Ma come si fa? Ma vincerà sempre la sottocultura. Non possiamo poi lamentarci di... Questo vale, io sono laureato in fisica. La fisica l'ha raccontata bene Piero Angela. Se non c'era lui, era quella roba noiosa a scuola con le leve, l'elettricità, che invece è meccanica quantistica, relatività, viaggi nel tempo, ma lo è davvero. Però ci vuole qualcuno che la racconti. Ho finito i ringraziamenti lunghissimi, così proprio sviolinata. Poi volevo dire ancora una cosa, che cosa a me personalmente ha appassionato di questo e perché abbiamo scelto questo titolo. Mi ha appassionato il fatto che Costantino Nigra decide di festeggiare la conclusione, che poi non si conclude ancora, però quasi, del Risorgimento, con una sconfitta atroce, perché questa è la Caporetto dell'Ottocento, la battaglia di Novara. E questa cosa mi ha fatto pensare, ho anche interloquito con i nostri storici, consulenti e anche con Gianni Oliva, e questo è il fascino molto decadente, perché raccontare che un re scende da Superga, re fantasma, morto, re scheletro, scende a ringraziare i suoi eserciti della peggiore delle sconfitte, con anche errori degli ufficiali, e poi non aveva l'appoggio dei francesi, e ricordiamoci che lì perde e poi invece Cavour vince perché ha l'appoggio di Napoleone III, e questo cambia un po' le carte in gioco. Però
è molto gotico, molto ombroso, molto in quel clima della poesia ottocentesca, che a me ha suggestionato, e lo vedrete anche un po' nelle musiche. Insomma, questa è una poesia sepolcrale anche, non solo una celebrazione. E infine ho finito il mio comizio, però perché mi ha dato passione lavorare su questo. In questa poesia è anche un enigma, perché ci sono tre personaggi ingombranti assenti, perché come mi ha insegnato Gianni Oliva, questa non è una poesia sulla battaglia di Novara, è una poesia su tutto il Risorgimento che parte da lì, arriva al 61, perché è scritta nel 61, e manca l'altro figlio di Carlo Alberto, cioè il re Vittorio Emanuele. Abbiamo la statua qui a 200 metri, non c'è, viene citato solo Ferdinando, manca Mazzini, manca Garibaldi. Io ho scelto di inserirli come fantasmi, non vi dico nulla, però chissà perché Costantino Nigra decide di non mettere questi, quasi a dire che forse gli artefici del Risorgimento hanno una origine più profonda, una radice più profonda, oppure magari semplicemente lui ce l'aveva con loro, non lo so, questo lo lasciamo agli storici. Vi ringrazio e al vostro insindacabile e crudele giudizio sul nostro operato. Questo lavoro è cominciato con Mario Brusa, che una sera mi manda questa poesia di cui non ho capito una parola proprio. E in realtà poi, quando mi è stato assegnato il lavoro, il suo modo di raccontarla, che avrete notato, ha delle tonalità diverse e dà delle emozioni diverse, mi ha aiutato molto nel montaggio. Quindi io ringrazio Mario dal punto di vista artistico, oltre che direttore artistico, perché è lui che mi sono ascoltato per mesi, ma ci ha declinato, i montaggi partono dall'audio, quindi grazie a Mario. Infatti io volevo cominciare facendo un applauso particolare a Mario, perché la sua lettura ha reso questo testo davvero emozionante, tant'è vero che quando tu finisci la lettura lì ti verrebbe voglia di applaudire, dice è finito qua, perché è lì il punto. È ben scritta. Complimenti a Costantino Nigra, ma complimenti a Nigra. La sua lettura gli ha dato uno sprint. Ha chiesto la parola a Gustavo Moladino Maglio, storico e vicepresidente del Centro Studi Piemontesi. Una passione che di fronte a un video così delizioso fa sorridere. Era solo per sciogliere il dubbio del regista. Mazzini, Vittorio Emanuele, Garibaldi assenti. Ma è abbastanza ovvio perché, intanto Mazzini non era un militare, era un guerrafondaio, per lui pare che sia stato coniato il detto armiamoci e partite, come sappiamo, ma era vivo. Vittorio Emanuele era vivo e Garibaldi era vivo, è tutto lì, semplicemente per questo manca, non perché ci fosse... Sì, forse, certo, erano vivi, mentre questa è sepolcrale. E Vittorio Emanuele morirà nel 1878 e sarà quello il vero primo momento di grande unità d'Italia, perché nei due volumi curati da, non ricordo esattamente come si chiamasse, in cui vengono raccolte tutte le reazioni e tutte le commemorazioni di tutte le province, di tutte le città, di tutti i paesi d'Italia, si coglie questa sensazione di unità straordinaria. Però passeranno molti anni dalla poesia di... No, ma è interessante la sua considerazione, quindi la poesia ha voluto raccontare solo i caduti. Colpisce che ci sia un figlio e non l'altro. Sì. Questo però doveva morire per entrare nella poesia, questo Vittorio Emanuele. Vabbè, si è dedicata. E Pierangelo Gentile, che tutti conoscete, il nostro storico. Buonasera. Buonasera a tutti, complimenti per questo bel risultato storico, inconfondibile voce di Brusa. Grazie. È un virtuoso. Mi sento di rassicurare il regista dicendo che di spezzare una lancia
alla nuova università, che ormai è quel mondo tetro, brutto e triste, non esiste. Bravo. Al di là di Grazie. Papero, ecco, insomma, che lui, come si dice, gioca in un altro campionato, Ok. ma posso assicurarle che le nostre lezioni non sono più quelle dove si dorme o dove si ucciderebbe il docente. Ok, va benissimo. Abbiamo lavorato proprio tanto perché l'università oggi ha un suo, diciamo, dipartimento particolare che si chiama Terza Missione, e dove, diciamo, chi è capace, chi ne ha la voglia, fa come dire, diffusione sul territorio di quelli che sono i risultati scientifici. Poi indubbiamente è chiaro che un po' di scienza bisogna anche farla, quindi se ogni tanto si scrive un libro che non si capisce non è perché siamo cattivi, ma perché poi da lì nasce tutto il resto. Certo. Insomma, questa era la prima cosa. E posso solo perché interessa. Io lessi un libro di fisica che si chiama Sottile è il Signore, che racconta la vita di Einstein e i suoi dubbi sulla meccanica quantistica, e il libro aveva la doppia lettura. C'erano dei capitoli, se non capisci niente di fisica lasciali stare, se invece capisci sì, altrimenti c'era una narrazione. Quindi mi sono, ecco, prima dicendo cerchiamo di veicolare la cultura in un altro, sempre non infraggendo i dati, la scienza, la storia. Qui abbiamo avuto 3 consulenti perché io non deragliassi, quindi mi scusi, ecco, volevo appoggiare la sua opinione. Poi una nota di un'interpretazione sul fatto che non ci sia Vittorio Emanuele, certo in una poesia che rievoca i morti, i vivi, come dire, sono un po' extra, però c'è una lettera che scrisse Isacco Artom a pochi giorni dalla morte di Vittorio Emanuele II. Era intervistato da Giuseppe Massari, che era un altro giornalista, collega di Vittorio Bersezio, che doveva scrivere la prima biografia di Vittorio Emanuele in pochi giorni e quindi faceva il giornalista, non aveva tempo per fare ricerche e decide di fare una intervista così scritta in cui chiede agli intervistati di scrivere. E Artom dice più o meno testualmente queste parole: io e Costantino Nigra eravamo delle creature cavouriane e come tali non godevamo del favore di Vittorio Emanuele II. Quindi questo mi fa pensare che ci fosse da un lato il fatto di non metterlo perché non stava bene, e dall'altra anche questa piccola nota di colore. E certo gli veniva bene perché gli dava l'assist di ricordare l'altro grande Savoia, che era, come dire, che nessuno lo ricordava, ma che era stato il grande eroe della presa di Peschiera in quella battaglia, in quella guerra, della prima guerra di indipendenza. Quindi, come dire, non facendo una cosa in realtà gli è venuta bene dall'altra parte. Mi complimento anche per la sua esposizione, la prossima volta intervistiamolo questo signore perché è bravissimo, è il nuovo è un barberetto, cioè... Lui insegna storia del Risorgimento accidenti, studioso di Carlo Alberto. no, ma ci vuole anche la capacità linguistica. La ringrazio. Perché se no, prego. Un'annotazione. Tanto è vero quest'ultima annotazione che ha fatto il professore sul fatto che Vittorio Emanuele non amasse Costantino Nigra proprio perché era una creatura di Cavour. Chi ha riparato a questa omissione è stato il figlio Umberto, che ha concesso a Costantino Nigra il titolo di conte, la nomina al Senato Regio e al fine la collare dell'Annunziata, proprio per riparare a questa dimenticanza di questo personaggio da parte di suo padre. Se c'è ancora qualche domanda, se no ringrazio tutti, ringrazio la Fondazione Bersezio per aver scelto il Centro Studi Piemontesi, Mario Brusa, il regista Borgai e Cesare Chiesa, che ogni tanto collaboriamo per qualche iniziativa. Chi è interessato a Costantino Nigra venga lunedì 14 novembre che parliamo del Nigra diplomatico con lo storico Pierangelo Gentile e con Andrea Pennini e Michele Rosbo, tutti dell'Università di Torino. Grazie a tutti, buona serata. Grazie.